Allora, andiamo nel Veneto, dove troviamo Angelo Tabaro, lista civica Tabaro sindaco, con Rosario Padovano. 2 minuti, grazie. Come sta vivendo Angelo Tabaro questi giorni post-commissariali? Ma a volte mi domando perché siamo tutti così agitati nel voler dimostrare chissà cosa. Siamo a 6 mesi più dalle elezioni e potremmo tranquillamente usare questo tempo invece per riflettere, guardare quelli che sono i problemi. Ultimamente mi pare attacchi a destra, attacchi a sinistra, le polemiche sul mio cosiddetto, tra virgolette, attacco al vescovo, che in fondo è stato solo un richiamo a una correttezza nell'uso della stampa diocesana, quindi anche questo poi... Ma il vescovo non scrive sul giornale. Vabbè, ma il vescovo è responsabile, cioè è l'editore in questo caso. Comunque io credo che quello che dobbiamo fare noi oggi è quello di collaborare il più possibile con il commissario sta dimostrando che si lavora, le cose le sta facendo, ha firmato o firmerà domani l'accordo con il commissario sia per i sottopassi di Sumaga e gli altri di Portogruaro che per la stazione della ferrovia, cioè della metropolitana in superficie, per cui le cose diciamo stanno andando avanti. Poi ci sono i problemi del bilancio, non facciamo polemiche, aspettiamo. Il commissario non è condizionato da nessuno, guarda le carte, ci dirà quali sono le condizioni del bilancio e in base a quello valuteremo le situazioni rispetto alle disponibilità per le fiere, cioè se ci sono le disponibilità finanziarie, se c'è l'impegno. Quindi lei sta praticamente sottolineando che forse la fiera di Sant'Andrea sarà una fiera in tono minore? Ma se il comune aveva previsto in bilancio il finanziamento per la fiera, probabilmente si fa con le condizioni di quelle previsioni di bilancio. Se non le aveva previste in bilancio, il commissario non può cancellare, bisogna rimboccarsi le maniche. Secondo me quello che però serve oggi è un po' di serenità, di tranquillità, di senso della misura soprattutto. Quello che ci sta mancando, ho l'impressione che sia proprio questo senso. Angelo Tabaro, sono qua. Con una battuta. Io ho avuto una notizia che ha dell'incredibile, perché a marzo si va a votare, giusto? Il 25-26 marzo. E lei vorrebbe candidarsi nuovamente con la lista civica Tabaro sindaco, è vero? Ma sono polemiche le sto chiedendo. Di Pulcinella, cioè nel senso che io ho dato la mia disponibilità a candidarmi, non è che sia candidato. Ma col PDL? Sono qui. Col PDL? No, io sono candidato di una coalizione che comprende lista civica, PDL, speriamo la Lega, gli amici dell'UDC. No, sì, ma se il PDL chiedesse a Tabaro di candidarsi con il PDL, lei accetterebbe? Non aggregazione, PDL. Solo PDL? No, il PDL, lei è il candidato del PDL e attorno ci sono gli altri. Ma qui sono giochi di parole, alla fine. Ma mica tanto, Io sono il candidato di una coalizione. Ma lei è il candidato ma lei si vuole ripresentare come lista civica Tabaro? Ma io mi presento, se c'è la disponibilità. Sa perché le dico? Lista civica, PDL e tutto il resto. Certo, ma sa perché le dico? Perché mi giunge, ma pensa lei che polemiche che tirano fuori. Ma queste sono le polemiche veramente. Dicono che Rabachin, se lei non accetterà a fare il candidato della PDL, si presenta vanno a riassumere Rabachin, già sindaco di Portogruaro, già della sinistra, uscito dal PD perché non accettava appunto, e ora il PDL è pronto a dargli la poltrona perché lui potrebbe essere il candidato del PDL. Pensi lei? Se il PDL trova un candidato io non ho nessun problema, non ho l'obbligo di fare il candidato sindaco, sono disponibile a mettere la mia esperienza. Già l'altra volta, direttore, se non sbaglio, qui entro io in scena un attimo, Pietro D'Angelo dai nostri studi scatenò un po' un putiferio perché disse che l'ex sindaco appoggiava lei. Sì, ma mi pare che a livello comunale alcuni amici vicini all'ex sindaco erano, a parte D'Angelo che era all'interno della lista civica, ma c'erano anche degli amici che hanno appoggiato me. Ma come hanno appoggiato me alcuni amici che gravitano in area di centro-sinistra, e come hanno appoggiato non me ma l'altro candidato
alcuni che magari gravitavano alla staremo a vedere, lei tenga duro. C'è questa situazione. Tenga duro Tabaro, tenga duro, questo è importante. Grazie ad Angelo Tabaro, grazie ad Angelo Tabaro. Un terzo